tutti in una e validità 15 anni. La Regione Veneto risponde alle richieste delle imprese con una semplificazione in materia di autorizzazioni ambientali, varando l'autorizzazione unica. Scopo del provvedimento: facilitare gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Per gli imprenditori interessati significa meno oneri burocratici, ma non per questo maglie allettate nei controlli. L'obiettivo è quello di semplificare, però garantendo al massimo quello che è il controllo e soprattutto l'effetto di quelle che sono le nuove autorizzazioni. Autorizzare un impianto vuol dire anche rinnovare impianti, vuol dire soprattutto valutare nell'ambito autorizzativo quello che è la capacità di inquinare meno di quell'impianto, quindi già nella fase autorizzativa un controllo di quelle che sono nuove tecnologie e soprattutto quelle più efficienti sotto l'aspetto ambientale, e dall'altra parte poi quel controllo che deve essere fatto, e proprio dobbiamo guardare a quella che è la professionalità ad esempio della nostra agenzia, l'ARPAV, che continuamente monitora il territorio e dà soprattutto gli effetti dell'innovazione. 15 anni di concessione al posto dei 5 previsti dal precedente iter possono sembrare troppi a garanzia della tutela ambientale. Il mondo ideale sarebbe quello di avere delle regole certe, chiare, serie e quindi applicabili, e poi un sistema di controlli altrettanto certo, serio, e un sistema di sanzionamento altrettanto certo e serio. La nuova autorizzazione unica ambientale semplifica le procedure. Il regolamento, varato a Palazzo Balbi a Venezia, fornisce linee di indirizzo rivolte agli sportelli unici per le attività produttive, agli altri soggetti pubblici interessati e soggetti che devono presentare le istanze autorizzative. Significa non dover più fare la rincorsa alle scadenze. Molto spesso, soprattutto piccole imprese, gestiscono le scadenze, lo scadenziario direttamente attraverso il titolare o un familiare. Molte imprese sono titolari di più autorizzazioni, mi riferisco ad esempio all'autorizzazione agli scarichi reflui piuttosto che alle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, che avevano durata e scadenze diverse. In questo caso, con l'ultimo provvedimento nazionale e reso attuativo con quest'ultima delibera della Regione Veneto, tutto viene ricondotto a un unico provvedimento autorizzativo. Il regolamento è stato studiato attraverso un tavolo di confronto, prima in sede interregionale con i ministeri competenti, quindi a livello regionale, a cui hanno partecipato i tecnici degli enti locali interessati, i tecnici del sistema camerale e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Per salvaguardare l'ambiente servono le attività produttive. La forza economica di un territorio guarda anche a quella che può essere una garanzia ulteriore di nuove tecnologie che garantiscono l'ambiente. Quindi su questo sicuramente abbinare l'obiettivo del controllo, della salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini con quella che è l'innovazione delle imprese diventa fondamentale per garantire economia da una parte e maggior qualità della vita dall'altra. Sembra un controsenso, invece PIL ed ambiente sono intrinsecamente legati. Il fatto di essere regolati non è una cosa che le imprese vivono negativamente, l'importante è che le regole siano semplici, chiare ed applicabili. Lei ha detto una cosa molto chiara: senza PIL non si fa ambiente. È evidente, ma senza PIL non si crea ricchezza e occupazione. L'attenzione appunto di questa delibera di cui oggi abbiamo parlato è proprio legata al fatto di consentire alle imprese di poter continuare la loro attività e di farlo attraverso un sistema di autorizzazioni semplificato ma altrettanto chiaro e stringente.